Allora, con Luca Geroni, una partita di mosse e contromosse delle panchine, gli episodi potevano fare la differenza, alla fine un pareggio che è giusto oppure c'è un attimo di rammarico? No, allora, secondo me, vista l'andamento della partita, secondo me è il risultato giusto quello di stasera. Nel primo tempo forse abbiamo giocato un po' meglio noi, anche se eravamo un po' troppo legati soprattutto a sviluppare la fase offensiva stasera, mentre la fase difensiva l'abbiamo fatta molto bene, a parte i primi 3 o 4 minuti. Nel secondo tempo loro con l'ingresso di Tudela, insomma, è cambiata un po' la loro squadra e secondo me hanno giocato un po' meglio loro nel secondo tempo, per cui penso che alla fine il risultato sia giusto. Gli allenatori di solito non parlano mai dei singoli, ma mi sembra che Fiazza oggi meriti una nota particolare non solo per il gol, ma anche per essere riuscito in più occasioni a mettere in difficoltà i diretti avversari. Fiazza è un ragazzo che conosco da quando era bambino praticamente, che l'ho preso a Lodi con me e conoscevo le sue qualità, sapevamo quello che poteva dare. Ovviamente ha avuto una fase di, diciamo, adattamento alla categoria, diciamo, le partite di Coppa Italia ne ha fatta qualcuna bella, qualcun'altra meno. Adesso sta dimostrando veramente di essere un punto fermo di questa squadra, un ottimo giocatore. Sapevo benissimo quello che poteva fare e in queste partite veramente sta facendo qualcosa di incredibile e spero che vada avanti così, perché comunque le qualità le ha. Poi comunque io sono contento, al di là di Mauro, sono stracontento di quello che sta facendo la squadra in queste partite, perché veramente stiamo facendo qualcosa di eccezionale, a mio avviso stiamo facendo qualcosa di grande veramente. Certo, una classifica assolutamente ragguardevole e mette anche un po' di ubriacatura, no? Dobbiamo montarci la testa? No, assolutamente. I ragazzi sono consapevoli di quella che è la nostra dimensione, la nostra realtà. Noi dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale, dobbiamo cercare di fare più punti possibile e quindi i ragazzi sanno benissimo quello che devono fare, non c'è il rischio assolutamente che ci si monti la testa, anzi, per come stanno lavorando poi in settimana mi stanno dando delle risposte molto positive da questo punto di vista. Soprattutto, ti ripeto, quello che mi è piaciuto in queste partite, al di là ovviamente del risultato, che è sempre quello che conta poi alla fine, ma mi è piaciuta molto l'attitudine della squadra, soprattutto dal punto di vista mentale, e non hanno mai mollato. 50 minuti in ogni partita, non hanno mai mollato, e questo vuol dire che la squadra c'è, che i ragazzi ci sono, si stanno allenando bene, stanno facendo tutto molto bene, tutti consapevoli di quella che è la nostra dimensione. Grazie.